Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, torniamo con la season, la modalità carriera su FIFA 21, con il nostro Leeds, e godo perché non si può non godere. Ma basta, io voglio giocare, allenamento, qua andiamo, tanto insomma. Gli allenamenti per il momento li faccio fare a lui, perché sennò la squadra mi muore, cioè, è brutto da dire, ma la squadra mi muore proprio. Tanto lui, cioè, sinceramente loro li fanno meglio. Non vado a rischiare di stancarli di più, che dopo arrivo sbregato alle partite. Ok, adesso devo mettere campione, leggenda, raga. L'obiettivo è la salvezza, quindi voglio dire, non mettiamoci l'ansia se ne perdiamo tante. Io voglio l'Europa League, però lui mi dice, il mio presidente vuole la salvezza. Vabbè, ritirato, intanto non vendo nessuno per adesso. Ok, Leeds, Tottenham. Partita bellissima, partita. Però personalizza, impostazioni, leggenda. E qua so cazzi senza zucchero, su uccelli senza zucchero, va bene. 4 minuti, sereno, Mick Dean, allora con Mick Dean vinciamo. E direi che possiamo andare così, la squadra sta migliorando anche con gli allenamenti, godo, perfetto. Vai Doriano, tu me lo godo Doriano. C'è tensione, ragazzi. Per la sua prova. È il suo giorno, quello del debutto con questa maglia. Matip, debutto per Joel Matip. Vedremo se sarà un acquisto azzeccato. Vai, raga, vai. Tutto è pronto per 90 minuti vai, di raga. intensità. Un saluto da Leandro Stefano Nava insieme a voi anche oggi per la telecronaca di questo match. Scende in campo la Premier, uno dei tornei sicuramente più belli. Zagnoletto, che deve essere la nostra stellina. E Tottenham. Si è parlato molto nei giorni Benasser, bravissimo il Benna per Doriano. Ma che cazzo? Ma non ci credo, che cagata. Cagata inaccettabile del Let's qua. Rischiamo la retrocessione per questa stronzata. No, ma perché? Era un bel cross, cazzo. Vai, raga. Zagnoletto. Doppio la partita in casa non me l'aspettavo, però all'inizio. Lacune della difesa trascinando Milenkovic. per 3-1. Dai, Fioi. Philips, Litz mi casa, ragazzi. Litz mi casa. Ma stai zitto, Navar. Rodrigo per Doriano, che debutto. Doriano, mi sta piacendo troppo il mio Gray. Vai Dorian Gray. Calcio d'angolo. Vai! Mamma mia. Vogliamo i 3 punti. Rafinha. Alioski. Koch. Che per me è Koch. Rodrigo. Allontana il difensore su questo tiro. Siamo partiti bene, il Tottenham è in difficoltà, il Tottenham di Giosualdo. Sono gasato la vittoria col City. È l'uomo scelto dall'allenatore per rafforzare il reparto arretrato. Rafinha. Bello per Rodrigo, vai Rodrino mio. La mette in mezzo, vediamo. Zaniolo si gira bene. Fermato purtroppo. Ma stiamo giocando. Madonna, Leeds sontuoso. Siamo all'18esimo, per il momento solo Leeds, ma stiamo attenti perché, attenzione a Cane. L'uragano Kane. Ancora Min Son. Oh, c'è il coreano. Bruttissima questa. Si resta in parità, attenzione, il Tottenham tenta a fare la partita adesso. Azione prolungata degli uomini di José. Oh! È un Minson. Non riusciamo a prendere palla a Son. Roba nostra, ti prego. Bravo Phillips, buttala su. Zaniolo, bravissimo. Come usciamo bene, no? Lucas Moura la prende. L'uragano. No, che culo. Rimpallo inaccettabile. Tottenham fa un gol. Azione Lo Celso. Azione diciamo un po' lunga del Tottenham, ma porca zoccola. Rafinha. Ora calma. Non mi sembra imbattibile sto Tottenham, dai. Vai Doriano. E Doriano sbaglia. Un gol veramente immeritato. Azione lunga per carità del Tottenham, però al primo affondo.
Siamo in difficoltà adesso, ti prego, portierone, bravo Casiglia. Bravo. Heiring. Koch. Zaniolo. Gray. Vai Gray, vai Doriano. Doriano se ne va. Tocco per Rodrigo. Preferiscono non buttar via il Buono. pallone, affidarsi al fraseggio per andare a caccia del gol. No, però ci siamo, non sono soddisfatto della... No, fuori gioco, zio Bono. In anticipo, l'arbitro lo ha fermato per offside. È anticipato troppo, doveva aspettare. Zio Bonino. Harry Kane. Occhio a Kane. Ma farà la beffa, il beffone atroce, cazzo. Kane. Matip. Servito Kane. Attenzione all'uragano cane. È un Minson. Son. Ferma tutto il difensore. Buono, bravissimo. buono, buono. Lo possiamo fare un golletto a sti stronzi, dai. Rafinha. Un solo minuto Bella, per vai. accesso al direttore di gara. No, così, no, così, sbagliato io, sbagliato io. Non esattamente perfetto. Qua sbaglia il cume, è ufficiale. Finisce il primo tempo. Si chiudono così i primi 45. A mio parere da 0-0, ma lo Celso ci ha purgato. Zaniolo però è già morto. Bene. Mettiamo Hernandez. Anche Koch, ragazzi. Mettiamo l'Oriente. No! Già 2 cambi mi devo sparare. Squadra comunque corta, primo anno, fai pochi soldi, ho cercato di comprare chi per la ripresa, con il Tottenham. reputavo adatto al progetto veneziano, ma Benasser si è visto poco. Tutta la gente giovane che deve crescere, bisogna avere pazienza. Vinks. Dai però, ci saranno anche live su sta serie, il discorso che voglio aspettare ormai Sanchez. la casetta nuova, raga. Provano a aprire la scatola difensiva avversaria. Højbjerg. Lo Celso. Buono il possesso palla degli Spurs. È un Minson. Vinks. Dai però, Minson. niente, non riusciamo a rubare palla. Quando cominciano a fare sti fraseggi, sto possesso, so cazzi. Dai Cristo. Niente, ancora loro, ancora cane. Ma zio Ken. Al nuovo giocatore del Bayern, grande responsabilità per lui. Ma anche Martial al Bayern, bravo, il Bayern è uno bravo. dei club più importanti al mondo. Era quello che stavano cercando. E Ok, finalmente la rubiamo. Un acquisto miracolo. Per pochissimo, mamma mia ragazzi, un tiro. Però porca puttana, un Tottenham che gioca come il Barcellona di Guardiola, dai cazzo. Freghiamoli sta palla, Cristo del Signor. Opportunità per il cross. Niente, fanno quello che vogliono. Vabbè, ma mi sembra un po' ridicolo però, Occhio a Kane. Occasione. Cioè, ha fatto quello che volevano. Va bene, dai, ci sta. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Niente, la squadra non c'è però adesso, Per quanto si è visto finora. Non riusciamo a tenere palla. Regalano palla agli avversari. Benasser, bravo Benna. Bravo Benna. Bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Gray. Vai Doriano, bravo Doriano, fa la cosa giusta. Benasser. Sbaglia ma recupera. Cuore per Benasser. Taglia nel mezzo. Bella azione. Bellissima azione. Siamo ancora vivi. Yuhu! Hernandez. Appena entrato la messa. Dai. Signori, la messa. Dai che non è finita. Da pochi passi. Bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto. E non è facile, inizio Rodrigo. Leeds sta salendo, dai Leeds. No. Bene la traiettoria qui. Ma zio canon. All'inizio poi è sempre difficile. Tutte le carriere, che sia PES, FIFA, Digis Football, Actua Soccer, quello che volete. Stanno sbagliando poco nel possesso palla. Il problema è che quando cominciano a fare i loro giochetti non li fermo. Buono il possesso palla degli Spurs. Fuori. Un quarto d'ora, non è impossibile la rimonta. Non è impossibile la rimonta, raga. Dai. Crediamoci. Ok, è entrato bene Hernandez subito con un gol e anche Benasser ha fatto la prossima è con l'Everton. Ma che cazzo di calendario hanno fatto? Dopo Gigio l'ha fatto sto calendario di merda.
Hernandez, 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 Hernandez entra. Possono trovare il gol. Mamma mia. Parata straordinaria. No, no, ma ci siamo, se giochiamo così possiamo trovarci tante soddisfazioni. Ascoltare questo corner può essere una delle ultime occasioni per il pari. Hernandez, nostra, nostra. Pallone in corner. Dai Fioi, Tiro della bandierina corto. Gray, Vediamo cosa fa ora. Si riprova. non così. Ok, Phillips. Pallone invitante. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol. Bravissimo! Non ci voglio credere. È in difficoltà il Tottenham. Tira! Non ci voglio credere. Non ci voglio credere! Sono un pirlotto! Mancano pochi minuti, tutto può cambiare. È un Guarda, guarda come ne meritiamo il pareggio. Guarda come lo meritiamo. Che sono sotto di una rete a pochi minuti dal termine. I tifosi sembrano crederci ancora. Ma ci credo sì. Rodrigo. Può ancora succedere. Bravo qui a smarcarsi. Guarda, guarda, guarda che bastardi. Che culo però, va vaffanculo, ma dai, ma dai. Le cappe... sta calmo, come sta calmo. Vabbè, la perdiamo, ma ci siamo. Veloce, veloce, l'ultimo... Dai, l'ultimo ma no, no, no. No, ladri di merda, ma non ci voglio credere. Che ladri, che ladri, che ladri. Just a moment of your time. No, no, possono rispondere? Non si può. Sì, ma non è vero. Possiamo fare meglio. Sì, vabbè, ma dai. Ok. Thank you, that's all the questions. Sfigatissimi, ripeto, meritavamo tranquillamente il pareggio. Allora, chat, cosa vogliono? Ne riparleremo. Dai, sono per i coglioni, per tutta la stagione, dai! Lasciamo fare a lui perché ho visto che i giocatori muoiono se faccio io. Se volete mi scrivete un commentino se avevamo l'Everton, però... Cioè, non è possibile, il calendario di Topo Gigio, Fioi. Cioè, il calendario di Topo Gigio. Ma va bene, non lamentiamoci che poi ci accusano di essere troppo lamentosi, però mi giorno i coglioni. Cioè, la cosa è abbastanza ufficiale, purtroppo. Cioè, non è cattiveria. Ok, contro l'Everton, benissimo, benissimo, benissimo. La squadra anche c'è. Però stavolta io proverei a dare spazio a Hernandez al primo minuto. Ok, vediamo, ha fatto un bel gol, diamo fiducia. Vai! Peccato, peccato perché il pareggio me lo meritavo secondo me. Vai. Siamo contro Carletto Ancelotti, ragazzi. C'è tutto da vivere, due squadre pronte a darsi battaglia, a regalare spettacolo. Non cambiate canale. C'è tensione nell'aria. Dai. Immagini che vi giocano in diretta alla Goodison Park, Liverpool. Dai. Gara che sta per prendere il via. Qui è Pierluigi Pardo che vi parla, accanto a me Stefano Nava. Che fa le dirette su Twitch, pazzesco, cioè veramente. Me lo guardo, Pardo, il fenomeno Pardo, il gatto Pardo. 3 punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. Entrambi gli allenatori si affidano alla loro formazione migliore per andare a caccia della vittoria. Sarebbe morale. Dobbiamo stare attenti alle azioni loro quando sono molto lunghe. Vai. Rodrigo. Rodri. Vai Rodrigone. Vai Rodrigone. Non è fuori gioco, ti prego, dimmi di no, dimmi di no, dimmi di no, dimmi di no. Dimmi di sì. C'è fuori gioco. Dai, dai, che siamo partiti bene. Coleman. André Gomez. Delf. Sì, Delf. Roba nostra, roba nostra, roba nostra. Dov'è Carletto che ha fatto benissimo? Carletto sembra tipo il mostro. Una roba oscena, poretto, senza collo, senza niente. Riflettori puntati su Rodrigo, il grande spolvero nelle ultime gare. Vai Rafinha, vai Raff, vai Raff, vai Raff. Bellissimo, madonna, Murato. Murato.
Ismail, vai Benasser. Ismail. Il Benna, insomma. Allen. Bravissimo Koch. Mamma che Leeds, quanto mi sta gasando sto Leeds. Ma siamo... è leggenda? Perché stiamo giocando troppo bene. Attenzione Rafinha! Posso vederlo in qualche modo? Non me lo dice. Speriamo. L'ho salvato però, dai. Spero. Che salva la porta. Questo è quasi un gol. Ha impedito una rete Tira! sicura, l'attaccante Niente. era già pronto a esultare. Calcio d'angolo, calcio Cazo. Bellissima. Di testa uno dei nostri. Ancora corner, pressione del Leeds, degli uomini di Veneziano. Go. Ancora angolo, Leeds dominante. Palla messa in mezzo. Allontana bene il difensore. La rimette in mezzo ma sbaglia. Intervento del difensore in area. Dai Fioi. Il calendario di Topo Gigio, signori. 3 squadre subito fortissime. Mi consentirei di fare 4 punti nelle 3 partite con queste squadre qua, sarei strafelice. Goodison Park ha fatto registrare la massima affluenza di pubblico in occasione del derby. No. E c'è la traversa. Al primo tiro, ragazzi. Al primo cazzosissimo tiro. Lo stavamo prendendo. Fuori gioco. Sale la difesa, scatta la trappola. Casiglia. Fuori gioco. Hailing. È cambiato il risultato sugli altri campi, linea allo studio. Prima rete del match per il Wolverhampton. Che bello! Che torna dunque in parità. 1-1 quando siamo giunti al 20°. Grazie dunque per il tuo aggiornamento. Sì, ma contro chi? Vabbè. Occhio all'avanzata. Che bello! Digne. Richarlison. Partita difficile. Al giro palla per superare la Adesso difesa si è un po' svegliato l'Everton e comincia le giocate che mi fanno paura. Richarlison. Bravissimi. Con robusto. Bellissimo, vai Koch. Che lui è C'è Koch. bene la traiettoria qui. Roba nostra. Dai, 4 punti vedrebbero comunque bene, ma noi puntiamo alla vittoria, ovviamente. Phillips. Vai Rafinha si invola, Raff si invola. Grande recupero in area. Che a fare? Non si passa, gli uomini di Ancelotti bloccano tutti gli spazi. Cerca il lancio lungo. Ma guarda come ti inculano. Scusate il termine un po' curioso. Cross rimpallato dal difensore. Adesso stiamo un po' soffrendo. Pallone in mezzo. Roba nostra, bravissimo portiere. Vai che andiamo contro il piedone. Vabbè, ancora nostra, Benasser. Gray. Doriano, Nadalioschi. No, così. Di aver superato lo shock della sconfitta interna. Che shock, ma che shock, che sbaro, andiamo contro il Tottenham. Ma stai zitto. No, è fuori gioco, coglionazzo. Indisturbato. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Guarda che cambio gioco, Fei. Mamma mia. Digne. Delf. Roba nostra, e silenzio. Che azione! Vai Raff si invola. Pericolo. Zio povero. Stiamo giocando molto sulle fasce perché sono veloci. Il dato sul possesso palla premia l'Everton. Prestazione con più ombre che luci, non sono riusciti ad imporre. Grandissimo intervento. E dopo la perdiamo. E dopo la recuperiamo. Hernandez. Vai Doriano. E Doriano si invola. No, sbaglia. Cretinotto. Regala qui il pallone. Sono troppo gasato per il mio Leeds in Premier. Qua è uscito male. C'è il tocco su Allan. Mamma mia, per poco la rubavo. Però ce le stiamo giocando con tutti, raga,
Altro possesso gestito male. È un brutto errore questo è proprio brutto. Buono. Regalano palla agli avversari. Sono molto bloccata a centrocampo la partita. André Gomes. Coleman. E Coleman è con i piedi. Dopo questa orrenda battuta ci sarà il gol. Ci sarà il gol, eccola qua, eccola qua, eccola qua. Doriano. Ho sbagliato. Non riesce a bloccare, attenzione. Sono una P. Vai, primo tempo che va. Primo tempo 0-0. Ce la stiamo giocando con tutti. Ah, col Fulham, ok. Entra Zaniolo. No. No, dai. Ho fatto la cagata, benissimo. Vabbè, almeno lo proviamo, dai, anche Rodrigo non mi è piaciuto tantissimo. Vai Raff. Apre il gioco. Roba nostra. Contrasto efficace, palla che esce, sarà rimessa. Vai Zanioletto. La sterzata verso il Grazie. centro. C'è spazio per la ripartenza. Occasione per il contropiede, possono far male. Bel cambio. Richarlison. Allan. Liz qua prova a fare cose turche. C'è l'Everton. Attenzione, no, la beffa. Conclusione murata. Questa non la devo perdere, non la perderò, Ottimo cazzo. recupero della tre quarti avversaria. Grande operazione di mercato. Aspetta che guardiamo se è tutto giusto. Infatti. Ok. Mercato concluso dal Barcellona, come confermato direttamente compra il Barça? dalla società blaugrana sul proprio sito. Era quello che stavano cercando. Vai, Fioi. Con calma. Un acquisto mirato. Bello Zaniolo, ma che passaggio è? Lunga, ok. Palla che Partita esce, collosissima. Ma fare punti a Liverpool contro l'Everton? No. Attenzione. Grande intervento, rischiosissimo. No, la regalo. E ce la riprendiamo. Recupera palla grazie a un buon tecnico. E la riperdiamo. Pallone riconquistato dalla squadra avversaria. Occhio, si libera facilmente del marcatore. Poco facile. Richarlison ci ha rotto un po' il cazzo comunque. Potrebbe crossare. Possesso palla per gli avversari. Sbagliato ancora. Dobbiamo uscire se non riusciamo a riprenderlo. Lo ha lasciato andare via senza la minima opposizione. No, così! Morbido, direi. Dio. Ansu Fati. Mamma mia. Largo, fuori bersaglio. Oh madonna Ancelotti. L'occasione di poco fa. Ah, ok. Vantaggio. Qua l'Everton acquista tutti. Mamma mia quanto ho rischiato però. È chiamato certamente a migliorare la sua prestazione nella ripresa dopo il primo tempo così. Vai Bam. Non ha segnato ma ci è andato vicino. Solo Zaniolo. Zaniolo. la sua squadra di... Mamma mia. Mamma Zanioletto. Adesso dai. Cross e gol. Girata di testa Niente. che si è persa di nulla sopra la Niente. traversa. Ha poco da rimproverarsi, non so se potesse fare meglio. Olgazzi. Holger. Allan. Lunga ti prego. Lunga, ok. Ultimo cambio. Click. Per Phillips, dai. Palla in out, ci sarà la touche, La touche. laterale. Benasser. Vai Raff. Bamford. Rafinha. Vai Raff. Cross corto sul Vai! primo palo. Attento Mamma qui il mia. difensore che allontana. Delf. Bravissimo Koch. Vai. Ma non Buono per... contrasto, Madonna, Bamford. È una roba ragazzi inaccettabile per il momento. Ai ai ai. Vai Benasser, vai Benna, bravissimo Benna. Alioski, dai che ci distendiamo.
Zaniolo. Zaniolo col cuore la tiene. No. André Gomes. No adesso, per piacere. James Rodriguez. Roba nostra, roba nostra. Cioè, un calendario così, far 4 punti, godo, Milenkovic. Palla consegnata agli avversari. Al 72esimo, però da stare attenti perché siamo stanchi. Cioè, comunque, Keane. sento la squadra pesantissima, lenta e stanca. Olgate. Olga, basta questo Olga. André Gomes. Efficace fin qui i passaggi. Digne. Delf. Attenzione, novità che arrivano dal match del Tottenham. Andiamo subito al Tottenham Hotspur Stadium. Seconda rete della partita per il Tottenham. Risultato che Ma torna chi è in questo che perfetto parla? equilibrio. 2-2, sono passati 76 minuti. Io godo, ma non mi interessa, voglio scegliere io. Poco alla Rafi, fine. Bisogna andare in the box nell'area di rigore avversaria a cercare il pallone giusto. L'allenatore ha deciso di Bravo Zan, aumentare vai. la pressione mettendo pallone in aria per la testa degli bello questo. Vai, vai un po' di culo, vai un po' di culo, tira. Essere il gol del vantaggio. No, ma che tiro di Pallone che ha merda. sfiorato il palo. È uscito davvero d'un niente. Non ci credo. Non ci voglio credere. Siamo entrati negli ultimi 10 Ti hanno minuti. buttato via un'occasione incredibile. Poco alla fine. Un'altra azione, un'altra possibilità. Cross in mezzo. Zaniolo, ti prego, prendila, bravissimo. Perdono il possesso del pallone. Vai Zan, vai Zan, vai Zan. Pericolo. Conclusione. No, non puoi sbagliarla Solo così. un po' la mira per finire alle spalle. No, Ah, raga, sì, no, un'uscita di no, parecchio, no, era la Il vittoria. tribuna gridava già il gol. Ma non ci voglio Subito credere. Tottenham, ci sono novità. È arrivato il terzo gol per il Liverpool. 3-2 il risultato. Mi viene da Il piangere, minuto due 83. occasioni incredibili, la potevamo vincere. La potevamo Allen. vincere. La Keane. potevamo vincere. No, ma sono iper soddisfatto, veramente. Mancano 5 minuti alla Iper fine della soddisfatto. partita. Bellissimo. Chiudono in avanti, vogliono la vittoria. Nessun problema per la difesa che recupera. Certo, ho bisogno di un altro attaccante, però a gennaio so qualche soldino. Calvert-Lewin. Si aprono spazi Di un invitanti. attaccante veloce ho bisogno, perché Rodrigo ha giocato male Pallone oggi. che si spegne sul fondo e sarà dunque rinvio. No, sono depresso, Fiori, perché mi aspettavo, cioè Zaniolo doveva segnarmelo là. Bamford. A metri sulla fascia. Buono. No! Tutti Maradona alla fine. Non so come cazzo l'ha salvata. Franco Baresi 2 la vende. No, 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 no. Esibisce il tabellone, 2 minuti di recupero. No, adesso, no, adesso. Bravissimo. Buttala su, ma è finita. Ruvido, ma regolare. Bolesi. Dai. Finisce qui. Dunque, con risultato Va bene, 4 punti, 3 partite col City, Tottenham, Everton, benissimo. Ok ragazzi, sotto un po' avanti, abbiamo vinto col Peterborough in Carabao, vabbè, era chiaro, insomma, l'ho simulata. United. Comunque forse ho giocato a campione nell'ultima partita. Non mi ha salvato il livello. Non per i coglioni. Sì, ho capito, ma contro tutte ste big... Ok, leggenda 4 minuti adesso forse c'è, va bene. La squadra c'è, beh. È durissima questa, eh. Durissima anche questa, però non è possibile. Per carità, poi abbiamo un calendario molto più semplice, però partire così... Più stimoli, più fame, più qualità e si porterà a casa la vittoria in questo match. Sfida che sta per cominciare, mettetevi comodi. Tensione ragazzi, tensione alle stelle. Buon pomeriggio amici Vai. all'ascolto, clima ideale per un match di calcio, il sole sopra lo stadio, tutti gli ingredienti per un grande match. Un saluto da parte mia e di Stefano Nava, pronti a tenervi compagnia Vai, anche oggi. Amici appassionati di calcio inglese, non Partita perdete durissima, il questo è il derby delle rose anche ragazzi, il derbone. No, 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 mi rifiuto, protesto, non è mai fuori gioco.
Vai Zaniolo, qua si esalterà, sarà veramente Zaniolo, ha segnato comunque in Carabao. Zaniolo punta alla porta. Fuori gioco, no, sì. Palla perfetta per Zaniolo. Non era fuori gioco. De Gea, palla ancora in gioco. Vedremo se riusciranno a sfruttare questa rimessa. Dai, dai, che sto Leeds comunque mi sta gasando, è il mio Leeds. Ecco Zaniolo. Vai Zan, fallaccio, disgraziato. È punizione. Fallaccio. Cartellino giallo, è passato pochissimo dal calcio d'avvio. Sì, Li beffiamo così. C'è la parata sicura del portiere. Bello, un bel tiro. Col piede debole però va bene, dai. Van de Beek. Van de Beek. Bruno Fernandes. Attenti. Cavani. Lindelöf. Grande attenzione e grande curiosità per il debutto di Gabriel Paulista quest'oggi. Giocare al centro della difesa è una grande bravissimo. Koch, ragazzi, me lo godo. Ci vogliono perché lui è Koch. fisiche non indifferenti come velocità, forza fisica. Fallo. Secondo me, ce le ha tutte. Bruno Fernandes. Guarda come giocano adesso. Pericoloso Fernandes. James. Efficace qui il possesso palla dello United. Ha fermato la bravissimi, buttala su. Non così. Non così. Mamma mia, ci siamo salvati, ma... Vai Zan. Ti prego, Raff. Oh, grandissimo Zaniolo per Raff. Può andare. Palla per Zaniolo. Niente, dobbiamo sempre fare la cappella. Però abbiamo sprecato tanto. Abbiamo sprecato. Il tiro di Zaniolo deve entrare. Bruno Fernandes. Cavani. Grande Milenkovic. Benasser. Bravo, vai Doriano. Brutto passaggio di Ismael. Bruno Fernandes. Perdono il possesso del pallone. Vai Doriano. Vai Doriano. Vai Doriano. Traversare controllato dal difensore. Dai, dai, dai. Milenkovic. No, Koch, scusate. Nessun problema con l'uscita del portiere. Van de Beek. Edinson Cavani. Servito Van de Beek. Zaniolo. Bravi. Rodrigo. Ma che tiro è, mamma mia. Scusa, ma io purtroppo mi sfugge infatti sono tutti sinistri, cazzo. L'unico destro è Gray. L'unico destro è Gray. Devo ricordarmelo, tanto mi dimentico. Dato sui tiri che conferma le difficoltà incontrate oggi dalle due squadre nel produrre un certo numero di azioni da gol. Lo 0-0 è la logica conseguenza di un match. Comunque c'è da dire quantomeno, insomma, indipendentemente da tutto, in difesa teniamo per adesso. Van de Beek. Quindi queste squadre qua anche pareggiare l'aveva benissimo. Poi se giochiamo così con le più scarse, l'Europa League non è impossibile a mio parere, anche se è chiaro che sono tante squadre più forti di noi, tantissime. Palla lunga per il compagno. Wan-Bissaka. Lottano per conquistare il pallone. Attenti. Attenti. Matic. Van de Beek. Azione lunga adesso, azione lunga, ma la recuperiamo per un attimo. Finisce il primo tempo, va bene così, va bene così, va bene così. Prima o poi arriveranno i risultati o comunque le azioni più belle. Adesso siamo un inizio così, Fioi, con tutte squadre che possono lottare per la Premier, mi sembra un po' azzardato pensare di fare punteggio pieno. Edinson Cavani. La smissa su Bruno Fernandes. Bruno Fernandes.
Tocco per Bruno Fernandes. Occhio. Recuperala, vecchio mio, recuperala, che se la mette in mezzo so cazzi con Edinson. La smessa su Bruno Fernandes. Efficace qui il possesso palla dello United. Bravissimo, Madonna, che difensore Koch. Ottimo il pressing qui, recupera un gran pallone nella metà campo avversaria. Però non la tocchiamo più, bravo Doriano. Il Benna. Volto nuovo in casa Wolverhampton, si è concluso positivamente il No, così così. di questo giocatore. Uppa meccano, megoglioni. Sai che sboccio, qua la Premier sta diventando sempre più competitiva, fioi. E può migliorare ancora parecchio. Ha già dimostrato di avere mezzi fisici e tecnici notevoli. Premier League veramente l'NBA del calcio, purtroppo, una volta era il campionato italiano. Fanno girare palla nella tre quarti avversaria, i difensori ovviamente corrono a vuoto. Bruno Fernandes. Zio Bonin. I Devils regalano il possesso. Ok, quantomeno teniamo botta. Però la perdiamo. Un'altra buona giocata. Siamo proprio una squadra arcigna, ma la fa giocare male gli avversari, partite grigie. Bruno Fernandes. Mamma mia. Un altro ottimo tocco. No, qua lo sono perso. Mamma mia, meno male che non l'ha ripassata. Palla pericolosa, bravissimo. Ci è andata bene. Non la recuperiamo più però, In casa per loro, come sempre su EA Sports. La prossima è leggermente più abbordabile. Grazie. Ok. Mettiamola su perché non ce la faccio più. No, però Rodrigo lo tengo. Mettiamo Hernandez. Facciamo così, proviamolo, tanto chi se ne fotte. Koch è morto. Vabbè. No, sì, veramente il difensore migliore che abbiamo in questo momento, non possiamo distruggerlo. Palla banalmente. Non scoppia a costruire niente, però. Probabilmente l'allenatore non Brutto fallo. sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Bruno Fernandes. Roba nostra? No, purtroppo no. Lindelöf. Cavani. Bruno Fernandes. Bravo intervento di Milenkovic che però la sbaglia. Oddio, Cavani. Se si gira so cazzi. Bravissimi, bravi. Madonna, in difesa teniamo veramente duro, però, Mi piace sta cosa. Zio porco i passaggi, però. Manca qualità. Qua sono. Bello. Bel gol, onestamente non possiamo dire niente. Bel gol. Però calendario troppo duro all'inizio, onestamente. Hanno scelto il momento giusto per portarsi. Peccato. Dato 0-0. Forse ce lo meritavamo, ma vabbè, è andata così. Niente, è che sbagliamo troppi passaggi, sbagliamo. Gabriel. Manca qualità. Ennesimo passaggio andato a buon fine. Dai, proviamoci. Sai che comunque noi abbiamo la. Zio cane, un passaggio però. Possono permettersi di far girare la palla senza il rischio di perderla. Bruno Fernandes. Van de Beek. Niente, adesso non me la fanno più toccare fino alla fine. Palla per Cavani. Vince l'ennesimo contrasto. Vai. L'allenatore non vuole rischiare, decide. Vai, dai, 4 punti in 4 partite, non proprio il massimo, però. Analizzando gli avversari può andare bene. Vabbè, dai. Non c'è più tempo per i padroni di casa, arriva la sconfitta. Ecco Zagnolo. Adesso diciamo ce ne siamo tolte praticamente tutte a parte il Chelsea e l'Arsenal. Adesso, teoricamente abbiamo un calendario un po' più abbordabile. Su sempre la stessa faccia. Si sfortuna a mio parere. Non meritavo di perdere, pareggio, era giusto. Ok. Va bene raga, dai, un inizio che comunque ci può stare, contando. Finalmente il mercato sta anche finendo. E
E niente, raga, sotto il comandone veneziano, nella prossima partita forse inizia il nostro vero campionato con squadre un po' più alla nostra portata. Ciao!